Allora, con Artigianato Vivo in realtà abbiamo iniziato lo scorso anno, però in precedenza avevamo già fatto una mostra qui, esattamente in questa sala qui, quando abbiamo presentato un libro d'artista con le poesie di Luciano Cecchinel, che è uno dei più importanti poeti italiani contemporanei, che abita qui vicino, abita a Revine Lago. Quindi qui c'è stata la presentazione del libro e nella sala sopra invece abbiamo fatto la mostra con tutte le poesie e tutte le incisioni che erano state fatte per l'occasione. Poi lo scorso anno ci era stato chiesto dalla Proloco di fare una mostra dei laboratori al teatro e quindi abbiamo allestito al teatro una mostra con delle opere di artisti della nostra associazione, che sono artisti che vengono da 16 regioni italiane, e i laboratori, come anche facciamo quest'anno, per i visitatori che possono incidere una lastra che poi viene stampata con l'ausilio dei nostri artisti. Negli 11 anni di vita dell'associazione abbiamo fatto 70 mostre, di cui parecchie all'estero, in 3 continenti, e facciamo attività didattiche andando in giro per le scuole, specialmente nelle elementari e nelle medie, a insegnare ai ragazzini a incidere e a stampare. Quest'anno abbiamo fatto circa 15 scuole qui nella provincia di Treviso, con 34 classi e circa 700 allievi. Ma secondo me l'arte sta aumentando rispetto al passato. Anche nelle accademie ci sono moltissimi studenti che si iscrivono a incisione. Noi per esempio abbiamo avuto la collaborazione per l'Artigianato Vivo 2024 di 2 allievi dell'Accademia di Venezia e domani arrivano 4 allievi dell'Accademia di Sassari, vengono giù da Sassari per partecipare a questa manifestazione e ci aiuteranno con i laboratori didattici. Ma abbiamo avuto la fortuna di aver avuto in casa queste opere cinesi che vengono dal museo di Guanlan, Shenzhen, in Cina, che è uno dei più importanti musei del mondo per quel che riguarda la grafica contemporanea. Fortuna perché avevamo fatto una mostra a Firenze e una mostra in Sicilia, dopodiché avrei dovuto restituire le stampe al museo. E quando mi è stato chiesto di fare una mostra in laboratorio come lo scorso anno, ho pensato che fosse una cosa molto bella far vedere queste cose anche qui durante Artigianato Vivo, per cui ho chiesto ai cinesi se me le lasciavano ancora un po' e loro mi hanno detto vabbè, basta che prima o poi ce le rimandi. E così abbiamo ottenuto l'ok. Qui ci sono 22 opere delle 30 che abbiamo, che non abbiamo potuto esporre per questioni di spazio e per questioni di cornice, in quanto le 8 opere che non sono esposte qui sono molto grandi e comunque non ci sarebbero state. Comunque queste sono estremamente significative, ci sono diverse tecniche di stampa, dalla litografia alla calcografia, alla xilografia, eccetera. Quindi molte sono tipicamente cinesi, qualcuna ha già più un taglio, chiamiamolo internazionale, in quanto chiaramente ormai il mondo è un tutt'uno e quindi ci sono queste contaminazioni di diverse culture.